Cari telespettatori, ben arrivati a un altro appuntamento di Made in Veneto e questa volta ci troviamo nel Vicentino, in modo particolare alle mie spalle la fiera di Vicenza, famosissima per l'oro, e noi parleremo proprio del distretto produttivo dell'oro e in modo particolare degli artigiani orafi vicentini, famosissimi a livello internazionale. Ma risale al 1300, quindi nel Medioevo, la sottoscrizione dello Statuto della Fraglia degli Orafi di Vicenza, il primo documento ufficiale che sancisce l'esistenza di una corporazione di ben 150 maestri orafi a Vicenza. Successivamente nel Rinascimento è un vicentino, amico di Raffaello, che dà grande impulso al settore orafo, e poi tra l'Ottocento e il Novecento abbiamo un altro balzo in avanti fino ad arrivare ai giorni nostri. Orafi molto esperti che maneggiano, manipolano e soprattutto lavorano con tecniche ancora artigianali tutt'oggi questa materia pregiatissima, e ne sanno ricavare degli oggetti di grandissimo desiderio. Ma per conoscere come avviene tuttora la lavorazione dell'oro e dei pregiati dobbiamo trasferirci in un laboratorio orafo. Venite con noi. Entriamo in un laboratorio orafo come quelli della tradizione. Ebbene sì, siamo a Comete Gioielli, noti gioielli del settore orafo vicentino, ma qui si lavora fin dall'inizio come un tempo, creando delle opere d'arte, dei capolavori che piacciono moltissimo alle donne ma anche agli uomini, e conosciamo, anzi ci ospita il brand manager di Baracà, Alberto Muraro. Grazie di ospitarci. Un viaggio interessantissimo alla scoperta dell'oro di Vicenza, che oro è lavorato come un tempo, perché la vostra famiglia, il padre, ha incominciato proprio da ragazzo appassionato dell'oro, lavorandolo, e voi avete mantenuto questa modalità con macchine all'avanguardia, sofisticate, con tecnologie addirittura di ultimissima generazione. Vedremo anche la stampante in 3D che serve, però mantenendo qualcosa che tiene il contatto con quella che è l'artigianalità veneta, vicentina in particolar modo. Quest'anno è il nostro 40° anno di fondazione, quindi siamo veramente felici di poter raccontare questa storia che è nata nel 1975 da mio papà e da mia mamma, che hanno voluto creare questa arte orafe e hanno voluto cullarla nel tempo. Qui alle porte di Vicenza 35 maestri orafi ogni giorno creano e cesellano delle opere d'arte uniche che vengono esportate in Italia e nel mondo. Noi stiamo cercando di cullare i maestri orafi che abbiamo e stiamo cercando di investire anche su delle nuove leve che entrino in azienda. Vuol dire passione, vuol dire artigianalità e vuol dire riprendere quel saper fare italiano che un po' ci manca alla nostra nazione in questo momento. I gioielli che escono con i vostri brand sono gioielli moderni, all'avanguardia, di tendenza, create delle linee, ci sono i creativi, poi vedremo anche l'ufficio dei creativi che si ispira a tanti spunti che vengono dalla realtà. Eppure c'è una lavorazione molto attenta in tante fasi, che adesso lei ci racconterà, che è tipica dell'artigianato. Sì, diciamo che noi non siamo una trade company, cioè non andiamo a comprare sul mercato e a rivendere, ma vogliamo creare da un foglio bianco e una matita, da un disegno a mano libera, ad arrivare fino alla commercializzazione e distribuzione del nostro prodotto. In mezzo tra la prima e l'ultima fase che le ho raccontato c'è tutta la parte produttiva, quindi partiamo dalla microfusione a cera persa, arriviamo alla fase di carteggio, saldatura, lucidatura, incassatura delle pietre, tutto fatto all'interno del nostro laboratorio, perché secondo noi è importante riuscire a garantire una qualità eccelsa che è necessaria per un prodotto italiano, e soprattutto poter avere questo know-how da distribuire, da raccontare in Italia e nel mondo. C'è uno stampo in gomma che può sembrare irrilevante, in realtà da là parte tutto. Parte tutto perché la precisione è fondamentale in questo campo, quindi dal primo stampo in gomma noi dobbiamo stare molto attenti a come lo andiamo a creare, in modo tale che ogni singolo gioiello che andiamo a presentare poi sul mercato abbia le stesse caratteristiche del primo: la forma, le dimensioni, la misura, le pietre che vengono incassate sopra. Quindi in base a questo master iniziale tutta la lavorazione può prendere una piega positiva o negativa, quindi per noi è una milestone, un elemento cardine da cui partire. Noi ci definiamo artigiani perché proprio abbiamo ancora qui 40 maestri orafi che ogni giorno a mano vanno a creare ogni singolo gioiello. Ogni singolo gioiello viene toccato, realizzato e cullato, diciamo, da mani esperte, per arrivare poi fino alla fase di vendita all'interno della vetrina.
Grazie, allora il Made in Veneto è ancora, come vedete, sempre vincente, ma soprattutto la grande passione degli operatori del settore, la fantasia, la creatività, la lacrità nel lavoro, un lavoro che dà tantissima soddisfazione e soprattutto dei risultati che sono riconosciuti ovunque, in tutte le parti del mondo. Finisce anche questo appuntamento, ringraziamo di averci ospitato il nostro protagonista e noi ci vediamo alla prossima puntata.